un segreto per nessuno immaginare che la grande attività, il grande attivismo dispiegato dal sindaco Marsetti nei confronti del cosiddetto fenomeno di Maranza, insomma, certamente gli ha creato dei nemici, perché gli fa onore che il sindaco ha rifiutato la scorta e lo ha fatto perché ritiene che sia più utile che gli agenti, i carabinieri, gli uomini delle forze dell'ordine siano per strada a tutelare i cittadini piuttosto che a seguirlo nei suoi personali spostamenti, nelle sue attività quotidiane. Ovviamente noi insisteremo su questo perché non vogliamo assolutamente che sia a rischio, quindi è una partita aperta, ci rivediamo fra un paio di mesi, ma ci tengo a dirvi che il sindaco Marsetti ha dimostrato un particolare eroismo e questo è qualcosa che ci colpisce molto a livello anche personale e umano. L'unico messaggio che lancio è quello di dire a queste persone di farsi avanti e di dimostrare se sono uomini. Perché uno che compie un atto del genere non deve essere accusato, deve venire fuori a dimostrare che è un uomo e quindi dimostrare che è stato lui a compiere l'atto. Io reputo che oggi c'è bisogno di un cambio di rotta, dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cominciare a garantire una certezza della pena per chi commette reati, dobbiamo dare strumenti e mezzi alle forze dell'ordine per poter intervenire. Non possiamo più dormirci sopra. Se vogliamo garantire la sicurezza non a me, primo cittadino, ma alla cittadinanza, dobbiamo cambiare rotta.